Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo nel centro storico di Cosenza, torniamo sul luogo del rogo che ha ucciso 3 persone, ci sono tornati anche i vigili del fuoco, ma questa volta i nuclei speciali e anche i cani arrivati da Torino. Presto nuovi sviluppi dall'inchiesta, sentiamo. Ecco i nuovi sopralluoghi nello stabile di Corso Telesio a Cosenza, teatro della tragedia avvenuta il 18 agosto scorso e costata la vita a 3 persone. Roberto Golia, Antonio Noce, Serafina Speranza e il loro cagnolino morirono bruciati. Questa casa diventò per loro una trappola letale. Sono passate poco più di 2 settimane e ancora nell'aria è forte l'odore di bruciato. Fu un rogo di origine dolosa? Qualcuno appiccò quell'incendio? E perché? Interrogativi ai quali gli inquirenti stanno cercando di dare risposte. Le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza vanno avanti. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il sopralluogo effettuato dal procuratore aggiunto Marisa Manzini, dal PM Emanuela Greco e dalla Polizia Scientifica. Questa mattina invece in questo stabile sono tornati gli esperti del nucleo investigativo dei pompieri insieme ai cani giunti da Torino, unità cinofile addestrate in Fire Investigation, investigazione e ricerca di incendi dolosi, Arson Dog in dotazione ai vigili del fuoco in grado di fiutare la presenza di eventuali acceleranti, non solo benzina, ma anche sostanze impercettibili all'olfatto umano. Si cercano tracce, elementi utili alle indagini. È tutto da verificare, ma il procuratore aggiunto Manzini va avanti, raccogliendo e visionando tutti gli elementi esterni ed interni del luogo danneggiato dalle fiamme del vicino Palazzo Compagna, colpito anch'esso dall'incendio. Bisognerà dunque accertare da dove sono partite le fiamme. Gli esperti in queste ore stanno acquisendo anche materiale cartaceo relativo alla pianta dello stabile. In seguito verrà effettuata una rielaborazione in 3D per avere una visione complessiva del luogo. Un lavoro complesso e delicato. Nulla viene tralasciato per arrivare a stabilire la verità sulla agghiacciante vicenda. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Certo è che in questa storia ci sono alcuni elementi che lasciano prefigurare scenari tutt'altro che scontati. Insomma, questo è un incendio che presenta ancora molte zone d'ombra.